Un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. La partnership tra pubblico e privato che ha dato vita all'EMBA, il corso ad alta formazione per imprenditori, è un valore aggiunto per il territorio. Ne sono convinti il presidente del gruppo Danieli di Confindustria Gianpietro Benedetti, la vice di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli e il rettore dell'Università di Udine Roberto Pinton. È una partnership tra l'università e il mondo del fare, cosa che prima succedeva raramente o addirittura non succedeva, ma non solo, ha un valore aggiunto ulteriore perché è tailor made, come si dice, o tagliata sartoriale alle esigenze del territorio. Non occorre essere laureati e quindi un manager che è arrivato a essere manager, un imprenditore che è arrivato ad essere imprenditore senza essere laureato può avere accesso a questa formazione, chiamiamola più completa, che lo aiuta non poco a gestire quello che sta intraprendendo. E quello che fa la differenza, oltre al fatto che è plasmato sulle esigenze dei corsisti, è il fatto che è accessibile, perché ha un costo, grazie alla sinergia Confindustria Università, che è decisamente calmierato, 2 volte e mezza meno di quello che è un corso executive di un'università privata, e poi, come giustamente diceva il Presidente, è aperto ai non laureati. Siamo arrivati a 8 classi in 3 anni, oggi ne masterizziamo 3 per 62 candidati che hanno avuto anche, credo, delle grandissime opportunità anche di condivisione delle proprie esperienze, ed è interessante perché magari ci sono anche persone che nel ambito lavorativo sono competitors, ma qui hanno trovato motivi di comunanza. Non ci sarà una guerra nucleare, lo ha detto Paolo Mieli a margine della presentazione del suo ultimo libro, Il Tribunale della Storia. Proverò a vedere se il Tribunale della Storia già adesso è in grado di giudicare la guerra in Ucraina. È ancora presto, però alcuni elementi per vedere cosa è successo, per capire meglio, per inquadrarla, ci sono, e quindi siamo pronti per il Tribunale della Storia. Si rischia secondo lei una guerra nucleare? No, non si rischia, anzi io sono convinto che proprio in questi giorni si vada verso una tregua e poi qualcosa che assomiglia a una pace, e quindi quei rischi si sono corsi ma adesso sono scongiurati. Noi quando pensiamo alle sanzioni dobbiamo pensare che le sanzioni sono state un'alternativa a mandare dei nostri militari, come abbiamo sempre fatto negli ultimi 70 anni. Questa è una terra di alpini, adesso ci fa un gran parlare, no, su queste petizioni, contropetizioni, sulle molestie, sul valore, le tradizioni magari si sono perse. Oggi ce ne accorgiamo perché abbiamo una sensibilità più affinata. Il grave di questa manifestazione non è che ci siano stati gli episodi che tutti conoscono, ma che venissero esibiti i cartelli di cui non starò a ripetere il contenuto, senza che nessuno capisse che i tempi sono cambiati. E stupisce che gli stati maggiori, le persone più responsabili che erano a quella manifestazione non abbiano guardato in alto, visto quei cartelli e detto bastava un piccolo segnale e tutti avrebbero capito. Oltre 60 sindaci chiedono all'ufficio scolastico regionale di fare ogni sforzo per informare e stimolare gli istituti scolastici ad avvalersi delle norme a salvaguardia dei diritti delle minoranze linguistiche, norme che permettono di ridurre il numero minimo di allievi necessari a comporre le classi. Lo fanno con una lettera predisposta dal presidente dell'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana Marcus Maurmair e rivolta alla dirigente dell'ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame. In questa lettera i primi cittadini ricordano che le disposizioni consentono di derogare dal tetto di 15 allievi per classe, riducendo questo numero a 10, e offrono la possibilità a molte scuole friulane di tenere così aperti plessi altrimenti destinati alla chiusura, con benefici per la tutela dell'occupazione del personale, ma soprattutto per l'identità dei piccoli paesi dove la scuola è un fondamentale presidio di comunità.
Il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha inaugurato ieri sera la nuova edizione di Udine Sotto le Stelle, un'iniziativa che ha come obiettivo quello di ravvivare il centro cittadino. Il primo cittadino è certo delle risposte positive non solo per gli esercenti. E questa via è animata da tanti ottimi locali di ristorazione, quindi grazie ai ristoratori che ci offrono, come è stato detto dall'assessore Ciani, questo piccolo spuntino, e soprattutto grazie a voi perché ci permettete di animare ancora una volta questa città con questo modo di stare assieme, di frequentarci, di fare amicizia, di passare qualche momento lieto scambiandosi qualche bella parola, ma anche poi brindando e gustando ottimi piatti come siete capaci voi. Siamo contenti di aver ripreso con forza questa iniziativa, ci sono altre vie che lo stanno chiedendo, possiamo dare risposte positive chiaramente ai luoghi che ci permettono di fare questo, perché ci sono alcune vie che è impossibile chiudere al traffico, perché il traffico dopo dove lo facciamo girare, no? Diventa una cosa impossibile, quindi questa è una grande via, come sono grandi vie altre del centro della città, via Mercato Vecchio e altre aree che sono ormai pedonalizzate. Quindi grazie della vostra presenza, auguri, inizia Udine Sotto le Stelle, andrà avanti per un po' di mesi, sperando che il tempo non ci guasti, ma insomma è un modo che abbiamo già sperimentato, che funziona e che dà soddisfazione ai tanti che arrivano a Udine e anche a cui risiedono in questa via. E restiamo a Udine per parlare di barriere architettoniche e di un piano per il loro abbattimento. È stato predisposto un documento con i rilievi effettuati sul territorio. Sono 4.000 le criticità rilevate in 31 km e mezzo di percorso nelle strade del centro storico di Udine. L'analisi rientra nell'ambito del PEBA, piano di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ed è contenuta nel documento che stabilisce le priorità di intervento in base alle risorse disponibili. Questa è una prima fase del PEBA, perché la seconda fase dovrebbe essere attivata anche per quanto riguarda gli edifici pubblici, cioè l'accessibilità nei luoghi costruiti, non solo negli spazi aperti. Però siamo partiti da questo punto di inizio, subito grazie a un accordo attuativo con l'Università degli Studi di Udine a fine 2020 che ha individuato un metodo di rilievo e mappatura delle criticità e questo metodo poi è stato trasferito ai professionisti incaricati che si sono occupati di redare il PEBA. Il PEBA non è uno strumento dedicato esclusivamente a chi ha una disabilità motoria, intellettiva e cognitiva, ma riguarda tutti quanti noi, dal bambino più piccolo all'anziano più adulto. Quindi noi parliamo di accessibilità universale a 360 gradi. I 40 anni del Circolo della Morra e la speranza per gli appassionati di poter giocare nei locali pubblici già quest'estate. 8, 6, 4. I soci oggi sono 58, che è già un bel numero, non vorremmo crescere di più, che vogliamo fare le cose bene, abbiamo un'infinità di richieste di ingresso, però cerchiamo di centellinare, non per tirarsela, però quando facciamo un torneo dobbiamo fare felici tutti quanti e servirli come Dio comanda. I giovani stanno riscoprendo questa disciplina che è un gioco molto intelligente, soprattutto a me è sempre dispiaciuto sentir dire che è un gioco da ubriaconi, da osteria, è falsissimo, perché per giocare alla Morra prima di tutto servono riflessi e soprattutto testa, coordinamento. È stata firmata praticamente in toto, è stata firmata giustamente anche perché non aveva senso di esistere un divieto dove dice che istiga la violenza quando benissimo negli stadi succede quello che succede, è un peccato quello, e quindi alla Morra è già più difficile vedere che alzano le mani. E come gioco d'azzardo vi dico solo quanti videopoker ci sono nei bar, quindi non serve andare oltre. Hanno fatto una buona scelta. Sperate quando di tornare a giocare nei locali pubblici? Io me lo auguro entro la fine dell'anno, diciamo la promessa è stata questa e confido in loro. 7, 4. A Gorizia è pronto il primo calendario di eventi in vista del 2025. Prende forma il primo programma di appuntamenti in vista della Capitale Europea della Cultura 2025 tra Gorizia e Nova Gorizia.
D'intesa col Gect Go e lo Zavod Go 2025, la Regione ha presentato questa mattina un primo calendario che porterà in scena le principali rassegne regionali e slovene, dai festival goriziani di riferimento alle iniziative più piccole. Ad ora sono circa 140 gli appuntamenti da aprile a gennaio 2023, ma tanti altri saranno aggiunti in corso d'opera. È proprio un primo programma e un inizio che a mio avviso mostra proprio l'interesse del territorio e la volontà del territorio di fare qualcosa di bello per il 2025. Gli eventi sono tantissimi, con la regione, con ERPAC abbiamo visto insieme il programma, ci saranno sicuramente degli update, no? Degli aggiornamenti, però sicuramente è un buon inizio. In Slovenia la Valle dell'Isonzo è in festa per il passaggio del Giro d'Italia. Sono attesi tra Ucea e il Kolovrat circa 50.000 visitatori e Caporetto sarà anche sede di partenza di una tappa del Giro E. È un grande onore per noi di ospitare una parte della 19ª tappa di Giro d'Italia. È una grande festa per dopo tutto questi 2 anni. Di quante persone vi aspettate più o meno? Aspettiamo 50.000 persone, diciamo in tutta la valle, dal Passo Ucea fino a Monte Kolovrat. C'è la possibilità di provare la salita grazie a Strava e di mettersi un po' alla prova anche con tanta altra gente, quindi a fare questa challenge, questa sfida, e poi c'è il Giro E con le bike. Beh, Strava è una sfida speciale, no? che fa questa parte della salita a Monte Kolovrat, che è uno dei più difficili del Giro d'Italia, così che tanti l'hanno già provato. E il Giro è una cosa nuova per noi, per gli sloveni, non lo conosciamo tanto, però stiamo cercando di fare una festa durante la mattina dalle 10 in poi. Abbiamo fatto anche una squadra slovena, poi alla 1:15 è il principio, alle 3:30 arriva Giro d'Italia e lo guardiamo anche tutto il tempo sul maxi schermo fino alla fine, e dopo le 6 c'è una grande festa, non solo una grande festa, c'è una festa a Kobari, c'è una a Kolovrat e l'altra in un villaggio Jaga, che è il primo villaggio quando si entra in Slovenia, così 3 feste simultanee. Ed è tutto, grazie per aver seguito questa edizione del nostro telegiornale. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.